Il giorno dopo si simula un secondo incendio sviluppatosi sul versante sud del monte Quarnan. Per svolgere l'esercitazione, il personale volontari dovrà predisporre 5 motopompe lungo una linea di 1201 metri su un dislivello totale di 340 metri. La linea prenderà il nome di Chuc de Cross, dal colle sul quale è posta una croce di legno e dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Alla base direzione incendio, predisposta presso il campo sportivo di Montenars, si riuniscono tutti gli uomini e da qui parte l'elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale a supporto delle operazioni. Dalla base si continua per tutta la mattinata il coordinamento delle operazioni. Mentre l'elicottero trasporta le squadre in quota, i volontari addetti alla logistica presso la base incendio preparano il materiale per il trasporto, eseguendo quindi le operazioni di imbracaggio e assicurazione del carico. Le forze in campo sono ormai giunte sul luogo dell'emergenza. Anche le squadre proseguite a piedi hanno già raggiunto la propria postazione e sono pronte a ricevere il materiale elitrasportato. Ottenuta l'attrezzatura, si procede dunque alla stesura della linea, al montaggio dei vasconi e al posizionamento delle motopompe.
La comunicazione via radio fra le varie postazioni si dimostra fondamentale per la coordinazione delle operazioni. Bortoluzzi, Vascone, Dazzanini, cambio. Il vascone, nella postazione località Youth, inizia a riempirsi. L'acqua procede quindi ancora verso il monte Quarnan, sino a raggiungere la zona del Chuc de Cross e riempire anche quest'ultimo vascone. Mentre anche da terra i volontari continuano a contrastare il fuoco, in cielo l'elicottero prosegue a volare e gettare acqua sul fronte dell'incendio.